era reato. Comprare o vendere, non so, affittare le persone, affittare gli esseri umani, non era reato. No? E io, nella mia esperienza, ho fatto causa all'Heineken, presa da Manfredonia, quando stava l'Anica di Cottuno, sai, nel passato, perché lavoravano in quegli stabilimenti 2500 persone, però 1500 erano esternalizzati, perché tu avevi all'ingresso del gabbiotto quelli che avevano il berretto scritto Anic e quelli che avevano il berretto Mondial Pol, ma facevano le stesse cose, però all'epoca, per motivi, come dire, politici, l'azienda preferiva esternalizzare, oltre che economici, esternalizzare una metà dei lavoratori, perché in questa maniera la massa operaia era divisa, separata, perché lì sta il trucco. Dividere gli operai, là sta il trucco. Quando gli operai si dividono sono fottuti. E quindi dal 2005 1500 avevano il berretto Anic, altri si chiamavano Mondial Pol, si chiamavano GPP, Mucafer, Imes, e potrei continuare con un'altra serie di sigle. E allora io nel passato avevo fatto questa esperienza, riuscendo a far dichiarare nulli quei contratti, e 108 persone passarono a prendersi il berretto pure loro Anic.